La stampa, naturalmente i complimenti a mister Bussone perché ha disputato davvero una gran partita la sua squadra, sotto di un gol, insomma ha reagito molto bene, il penalty realizzato poi da Chavez e poi nel finale di partita davvero un grande impegno, grande forza, grande determinazione della sua squadra, ha messo sotto il carbone, devo dire la verità. I ragazzi hanno fatto una grande reazione per recuperare il risultato, ma la vera reazione è quando sull'1-1 hanno provato a vincerla. Lì è quello che fa la differenza, perché è normale che se vai sotto reagisci, ma in realtà poi anche in 10 abbiamo gettato la vittoria. Purtroppo gli episodi non hanno giocato a nostro favore, però i ragazzi hanno veramente fatto una prestazione importante dando tutto quello che avevano ed è quello che conta. Eh sì, assolutamente sì, insomma il Carbone, ricordiamo, ha fallito il penalty nel corso del primo tempo, c'erano state anche delle azioni insidiose, per assurdo la sua squadra ha giocato meglio con 10 uomini. È vero, anche se poi al primo tempo abbiamo preso un palo con Jacoponi, sempre sullo 0-0, e il carattere dei ragazzi finalmente è uscito fuori, perché dopo la batosta di Afragola hanno fatto Moravera una grande prestazione. Per me il Moravera ad oggi è la sarda che è più in forma di tutte, e oggi hanno dimostrato che potranno portare a casa il titolo anche in 10. Prendiamo la prestazione e cerchiamo di fare punti nelle prossime gare. Ecco, è un campionato difficile, anche il Presidente ha avuto modo di parlarci sia in settimana così come con lei, ma anche oggi a fine partita ha detto siamo un po' sfortunati. Io non credo nella sfortuna e neanche negli errori arbitrali, che sono sempre in buona fede, però sicuramente rispetto all'anno scorso è un girone nettamente più difficile. Io penso che le ultime 3 dell'anno scorso quest'anno non ci sono. Questo è un abbiamo livellato verso l'alto e per salvarsi sarà dura. Purtroppo questi punti in casa rischiano di pesare alla lunga. Insomma, per quel gol annullato, io l'ho descritto in cronaca diretta, un Eurogol, cosa ha visto? Guardi, io credo che sia stato il guardalinea a dare il fuorigioco su Porfiri, ma come mi dicono tutti i ragazzi era partito da dietro e purtroppo ci può essere questa baglia. Davvero complimenti, un giudizio anche sul Carbone, sulla partita del Carbone odierno. Le squadre di mister Mariotti sono sempre squadre difficili da affrontare e sulla partita numerica era una gara sicuramente in bilico, con occasione da una parte e dall'altra. Forse il pareggio in quel momento sarebbe stato il risultato più giusto. Una volta che poi hanno sbloccato i risultati, noi siamo rimasti in 10, per me ingiustamente, poi voglio rivederla, perché sono sicuro che Pallocca colpisce il pallone, però magari è scomposto, non lo so. Poi dopo credo il risultato più giusto è stata la vittoria della Florida. Però il Carbogna è una squadra che con mister Mariotti sicuramente farà una stagione importante. Grazie di cuore mister, naturalmente un grande bocca al lupo per il proseguo del campionato. Che vinca la lupa, grazie a lei. Vinca la lupa. Grazie a tutti, naturalmente la linea che può tornare alla regia.